Bubasa. Bubasa. Ormai ci manca poco per passare. Bubasa. E la qualificazione a basso, grazie Italia, va famuk. Bubasa. Andava Muk e pigliato lui palla tu a casa Geco e tutta Bosnia va Famuk e forza Italia. Buonasera a tutti amici da Napulello 87 e Bulbasaur che stanno bannando pure, what? Allora voglio parliamo della partita. La nostra nazionale ha sofferto tanto questa partita con la Bosnia. La Bosnia ha fatto un gran primo tempo, ci ha messo in difficoltà, mi ha sorpreso quel giocatore esterno della Bosnia a centrocampo, Basic, che ha sbagliato un paio di occasioni. Voglio, ci facevamo sempre, come posso dire, fare imbucare in difesa. Ovviamente tutta la difesa andava su Dzeko o andava a raddoppiare appunto Dzeko o l'altro attaccante Pisca e lasciavano Basic da solo su quell'altra fascia. Un po' di occasioni siamo stati fortunati nel primo tempo. Poi voglio trovare il gol la Bosnia con Dzeko. Chi dice che ormai Dzeko è vecchio, come si sente tante voci, invece Dzeko, ragazzi, che dobbiamo dire? Quando prende palla lui in area è proprio un attaccante cinico, sbaglia poco. Cioè, il giocatore più cinico della Bosnia è Edin Dzeko lì avanti. Edin Dzeko è quello che trascina la Bosnia avanti insieme a Pjanic a centrocampo. Dzeko così la butta dentro e la Bosnia va in vantaggio. La Bosnia costruisce ancora nel primo tempo. Diciamo che noi abbiamo creato anche noi qualche palla gol, ma la Bosnia ha fatto un primo tempo migliore a noi. Poi nel secondo tempo sempre la Bosnia in avanti, costruisce qualche altra occasione, ma noi, la nostra Italia, poi comincia a fare un'occasione dopo un'altra e su un calcio d'angolo trova un grandissimo gol del nostro Lorenzo Insigne. Ciucciari, che gol che ha fatto Insigne a volo sul calcio d'angolo, sul cross di Bernardeschi. A volo, che cacchio di gol ha fatto Lorenzo Insigne. Bellissimo, veramente stupendo il gol di Insigne, che non fa solo gol, perché corre tutta la partita. Cioè, secondo me, il migliore in campo è il nostro Lorenzo. Veramente sta trovando continuità con questa nazionale. Non si è mai visto un Insigne così. Anche Verratti e Jorginho a centrocampo, grande partita. La difesa ha avuto difficoltà, come ho detto, nel primo tempo. Poi nel secondo tempo, dopo il gol appunto di Insigne, abbiamo saputo più controllare in difesa. Vogliamo parlare di Sirico, l'uscita che ha fatto su Dzeko. Anche Sirico Wagyu si sta confermando un grande portiere, sia col Torino ha fatto una grande stagione, anche con la nazionale stasera ha dimostrato di essere un grande portiere. Ragazzi, veramente merita questo posto da primo portiere nazionale, finalmente. Poi Belotti appena entra, anche lui grinta, si va a recuperare 2 o 3 palloni, si prende un fallo da punizione. Spettacolare, voglio, che vi posso dire? L'Italia, dopo il gol di Lorenzo Insigne, ha cominciato a giocare, ha cominciato a voler vincerla la partita. Sull'1-1 la Bosnia ha un po' mollato, ma secondo chi dice che magari ha mollato la Bosnia, ma secondo me perché erano stanchi, hanno tenuto tutto il primo tempo a pressarci ai nostri giocatori. Poi a Verratti e Jorginho a centrocampo che non ci hanno fatto filtrare i palloni, non l'hanno fatto tanto giocare a Verratti e Jorginho. Poi come hanno preso, diciamo, palla nel secondo tempo, che ovviamente la Bosnia doveva calare perché la stanchezza cominciava a venire fuori nei giocatori della Bosnia, siamo venuti fuori noi e la nostra qualità, ragazzi, non c'è stata partita. L'Italia l'ha schiacciata la Bosnia, così che alla fine assist di Insigne per Verratti, i 2 ex Pescara che si trovano a memoria, bellissimo gol di Verratti che di raso terra la butta sul palo sinistro del portiere, bellissimo gol e l'Italia trova il 2-1. Così facendo anche nel finale rischiamo di fare il 3-1 con Insigne che in contropiede poteva cercare Chiesa in mezzo, invece
così non è stato, ha provato a fare un gol, ormai era galvanizzato da fare un altro gol, invece la butta un po' sopra l'incrocio dei pali. Comunque grande Italia, siamo a un passo dalla qualificazione agli europei, ormai è solo matematica, la nostra Italia sarà nel prossimo europeo 2020. Sono contento, complimenti a mister Mancini. A proposito, parlando di Mancini, che invece ha giocato in campo, ha avuto molta difficoltà in questa partita oggi, ma comunque dobbiamo dire un'ottima Italia, perché comunque parliamo dei centrali, Bonucci e Chiellini veramente perfetti dietro, a parte come ho detto anche Mancini nel primo tempo abbiamo lasciato fare quel gol, quel cross in mezzo dove Dzeko l'ha buttata facilmente dentro. Niente, fatemi sapere voi cosa ne pensate di questa vittoria, ragazzi, nei commenti. Lasciate un bel like se vi è piaciuto il video, ma soprattutto iscrivetevi qui sotto al canale di Napoliello87. Un saluto da Napoliello87, Forza Italia e Forza Naples!